Colpo alle cosche De Stefano Tegano e Libri, 21 le persone arrestate, tenevano sotto scacco la città di Reggio. Condannato a 14 anni e 6 mesi Don Edoardo Scordio, ex parroco di Isola Caporizzuto, coinvolto nell'inchiesta Gionni che svelò il controllo degli Arena sulla struttura di accoglienza dei migranti. Dalle intercettazioni il dialogo costante tra l'ex comandante dei Vigili e l'imprenditore che lo ha denunciato. Screening su operatori sanitari e pazienti, l'allarme per la sospetta positività di un paziente transitato da nosocomio. Gli operatori turistici e i commercianti dei quartieri di Palmi circoscritti nella zona rossa attendono il termine del provvedimento per dare il via alla stagione turistica. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza, Corcione, boccia il piano di riorganizzazione degli ospedali calabresi. I lavoratori delle mense incontrano il prefetto di Cosenza, vogliamo lo stipendio. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque, colpo alle cosche De Stefano Tegano Libri, 21 le persone arrestate, tenevano sotto scacco la città di Reggio Calabria, associazione mafiosa, l'accusa è estorsioni, 200 gli agenti impiegati nell'operazione. Sentiamo. Colpo alla cosca di Stefano Tegano Libri da parte della Polizia di Stato che nella mattinata di oggi ha dato il via ad un'operazione denominata Malefics che ha portato alla esecuzione di 21 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Il blitz di questa mattina ha visto in azione circa 200 agenti, tra questi gli uomini dei reparti prevenzione crimine e di altre squadre mobili, in particolare Milano, Pesaro Urbino, Como, Napoli, Roma. I 21 arrestati sono accusati di gravissimi reati, in primis 416 bis ed estorsione. Secondo l'accusa formulata dai magistrati della direzione distrettuale antimafia della Procura di Reggio Calabria, sarebbero stati loro, tutti esponenti del cartello De Stefano Tegano e della Cosca Libri, a taglieggiare ripetutamente commercianti e imprenditori. Un inferno secondo un copione che vede un'andrangheta feroce e parassita. Le richieste di soldi erano continue e se non si accettavano le condizioni scattavano le ritorsioni. Altri reati contestati a vario titolo: detenzione e porto illegale d'armi. L'indagine, illustrata in conferenza stampa alla quale hanno preso parte il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, il direttore centrale anticrimine Francesco Messina, il questore di Reggio Maurizio Vallone e il direttore centrale operativo Fausto Laparrilli, ha messo in luce interessanti dinamiche criminali che evidenziano anche problemi all'interno dei clan per la spartizione degli affari. Intanto emerge una conflittualità all'interno del gruppo De Stefano Tegano, già questo particolare di estrema importanza, e poi il contrasto tra lo stesso cartello e la Cosca Libri, scontri che hanno portato la tensione a livelli altissimi ma che non hanno bloccato le attività estorsive che sono proseguite regolarmente, secondo peraltro un dettato caro all''ndrangheta: i nostri litigi non devono bloccare le questioni economiche. E anche Reggio Calabria è il laboratorio di questa feroce determinazione. Anzi, per sanare un conflitto scaturito dalla non corresponsione di una forte somma di denaro che i De Stefano avrebbero dovuto versare ai Libri dopo l'estorsione ad un imprenditore che opera nel campo dell'intrattenimento, fu necessario un summit chiarificatore. Ma c'è anche dell'altro su cui riflettere, un episodio che riguarda Gino Molinetti, esponente di spicco dei De Stefano. Ad un certo punto l'uomo decide di sganciarsi dalla casa madre in quanto insoddisfatto. I De Stefano si allarmano, la scissione non sarebbe una cosa buona e cercano i buoni uffici di Alfonso Molinetti, fratello del loro fedelissimo. Insomma, storie di ordinaria ma anche pericolosa mafiosità. Dinamiche di 'ndrangheta ai vertici delle cosche locali, proiezioni delle cosche in Nord Italia e anche in altri paesi, l'importanza delle dichiarazioni di altri imprenditori, di alcuni imprenditori che hanno denunciato delle pressioni estorsive. Il quadro che ci restituisce questa indagine è quello anche di una serie di imprenditori che si nota che percepiscono l''ndrangheta come un costo economico della loro attività. Non c'è una reazione. Percepiscono l''ndrangheta come un male tra virgolette necessario a cui si sottomettono come costo economico e da cui ricevono anche dei benefici in termini di, come dico sempre, in termini di presenza, di tutela della loro presenza in determinate aree cittadine. Ricorderete la vicenda di Don Edoardo Scordio, parroco di Isola Caporizzuto, coinvolto nell'inchiesta Gionni che svelò il controllo degli Arena sul centro di accoglienza dei migranti nel Crotonese. Ebbene, è stato condannato a 14 anni e 6 mesi. Sentiamo.
14 anni e 6 mesi di reclusione è la condanna inflitta a Don Edoardo Scordio, ex parroco di Isola Caporizzuto, imputato nel processo Gionni insieme ad altre 37 persone. Il Tribunale di Crotone ha condannato 22 persone e ne ha assolte 16. Il processo è nato dall'operazione del maggio 2017, con la quale la DDA di Catanzaro ha portato alla luce le ingerenze della Cosca Arena nella gestione del centro di accoglienza dei migranti nell'economia del territorio di Isola Caporizzuto. Complessivamente sono state indagate 124 persone con 68 arresti, tra cui quello dell'ex governatore della Misericordia Leonardo Sacco, condannato a 17 anni e 4 mesi con diritto abbreviato, e Don Scordio, accusati di associazione mafiosa. L'inchiesta aveva evidenziato come gli Arena fossero riusciti a impossessarsi in un decennio di 36 milioni di euro sui 105 stanziati dallo Stato per l'assistenza ai migranti. Era soprattutto il servizio di catering quello su cui gli Arena lucravano. Nuovi particolari emergono dall'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex comandante dei Vigili del Fuoco di Cosenza Massimo Cundari, le mazzette chieste all'imprenditore anche per pagare le rate della sua nuova BMW. Quando i carabinieri lo hanno fermato su via Nicola Serra, l'ormai ex comandante dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Massimo Cundari, guidava la sua BMW, l'auto che avrebbe voluto far pagare all'imprenditore al quale più volte avrebbe chiesto del denaro per agevolare le pratiche per autorizzazione e certificazioni necessarie ad aprire un impianto di GPL. Avrebbe poi preteso 15.000 euro per pagare le rate della sua auto, predisponendo anche uno scadenziario. Ma l'imprenditore, che aveva già versato a Cundari circa 8.500 euro per avviare la sua attività, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri perché quell'auto nuova del comandante la vittima avrebbe versato solo 2.000 euro. Nelle carte dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Cosenza ci sono i dialoghi tra il comandante e l'imprenditore intercettati dagli inquirenti. Tieni 1.000 euro e me li porti, tieni 700 euro e me li porti. Cundari non è rigido con le scadenze, ma pretende almeno un segnale, perché a suo giudizio all'imprenditore ha riservato molte attenzioni per avere ad esempio l'autorizzazione per il rilascio dei gas tecnici oppure l'idoneità tecnica dei dipendenti. Io ritengo di essermi comportato benissimo nei tuoi riguardi, ora vedi un pochino. Avrebbe preteso l'acquisto di una Louis Vuitton dal valore di 1.700 euro, ma anche soldi per pagare l'affitto della casa a Roma di sua figlia. Nelle conversazioni captate dagli inquirenti anche velate minacce. Lo Stato è lento, ma se arriva e non sei a posto ti rovina. E quando l'imprenditore tarda nei pagamenti delle cifre pattuite, Cundari avrebbe paventato il pericolo di nuove ispezioni. Lo scambio di bustarelle, secondo gli inquirenti, è frequente. L'ultima, da 2.500 euro, i carabinieri l'hanno trovata nella macchina di Cundari quando è stato fermato. Adesso Cundari è accusato di concussione, falso e induzione indebita a dare o promettere utilità. Ma potrebbero esserci altri imprenditori che hanno versato soldi al capo dei Vigili del Fuoco? Gli inquirenti non lo escludono, per questo le indagini non sono ancora concluse. Pagina dedicata al coronavirus, andiamo a Castrovillari dove si sta effettuando uno screening in ospedale sugli operatori sanitari ma anche sui pazienti, perché si teme che sia transitato un soggetto positivo. Ci sono dei dubbi perché c'è discordanza fra i 2 tamponi effettuati finora. L'ospedale di Castrovillari, sorvegliato speciale, i tamponi a tappeto nel reparto e nelle aree dove è transitato il paziente ricoverato per qualche giorno per una cirrosi epatica e poi risultato positivo al primo tampone per il coronavirus. L'uomo, originario di San Lorenzo del Vallo, è stato trasferito a Pisa, dove è in lista d'attesa per un trapianto. Il secondo tampone a cui è stato sottoposto ha dato esito negativo e dunque ne sarà effettuato un altro alla ricerca di un responso definitivo. Potrebbe trattarsi di un soggetto infetto ma con una carica virale molto bassa oppure di un falso positivo. Intanto, per precauzione, lo screening sarà esteso a pazienti e personale del nosocomio di Castrovillari per circoscrivere da subito un possibile contagio e spegnere sul nascere un eventuale focolaio, così come è stato fatto nei giorni scorsi a Palmi, dopo la scoperta di 2 casi di importazione dai quali sono derivati gli altri 6 che hanno convinto la Regione a dichiarare i quartieri interessati zona rossa. E a proposito di Palmi, spiagge deserte, stabilimenti balneari chiusi, la situazione che si registra è davvero difficile per gli operatori turistici, ingenti i danni, prenotazioni cancellate dopo le notizie relative ai contagi e l'istituzione appunto della mini zona rossa che terminerà venerdì. Questa è la situazione che si registra oggi a Palmi, mare cristallino ma spiagge deserte, strutture ricettive chiuse perché, lo ricordiamo, Palmi dopo i contagi è diventata una mini zona rossa fino a venerdì. La buona notizia però è che tutti i tamponi processati fino ad oggi sono negativi. Questo è un dato che ci conforta, che ci fa ben sperare
e che appena ci sarà l'ufficialità della notizia spero che chi di dovere ne prenda atto. Ma per gli operatori economici della zona i danni sono davvero ingenti. La cosa che ci rammarica, che ci spaventa, è l'azione mediatica negativa che abbiamo subito in questi 3 giorni. In questi 3 giorni siamo stati al centro dell'attenzione nazionale, non per le nostre bellezze naturali, non per le nostre spiagge, per i nostri stabilimenti che sono in grado di accogliere così brillantemente tutti i turisti e la gente, insomma, del luogo, ma siamo stati sui media nazionali per un fatto così negativo. Per vedere una spiaggia deserta il 24 di giugno, quando non vi dico che eravamo in piena stagione balneare, perché purtroppo ancora non era partita alla grande la stagione, però era già una stagione balneare iniziata, la gente iniziava a venire al mare, il sabato e la domenica iniziavamo ad avere abbastanza gente, e durante la settimana c'era già qualche turista che era arrivato e che stava godendo delle nostre spiagge. La cosa che più ci amareggia è anche, come le dicevo, l'effetto mediatico. Io gestisco anche un B&B e ad oggi, l'ultima è stata di 10 minuti fa, una cancellazione per il mese di agosto di 11 notti, 2 camere per 11 notti, cioè lei capisce il danno che ci ha creato e ci creerà questa situazione. Così, peraltro la mia è una piccolissima struttura, però le posso garantire che, sentendo anche altri colleghi albergatori questa mattina, anche loro lamentavano questo trend, che è un trend negativo, è un trend che non ci porterà sicuramente, non ci ha fatto sicuramente del bene. Io mi auguro che la Regione, così come prontamente ha pensato e ha chiuso anche forse su segnalazione dell'ASP, così anche sappia stare vicino alle imprese che ad oggi sia dal governo nazionale sia dal governo regionale sono state poco attenzionate. Sono state molte le cancellazioni dopo questa notizia di questo minifocolaio a Palmi? Quasi il 70%, le posso in un dato statistico. 190 i casi registrati, nuovi casi registrati di positività in Italia, un dato che ha fatto decidere al Comitato Scientifico di bocciare un possibile ritorno del calcetto e degli sport da contatto che erano previsti, diciamo, attesi per le prossime ore. Dunque bisognerà ancora aspettare per dar sfogo alle passioni dei comuni sportivi, ci dovremo accontentare con il calcio in televisione e a porte chiuse. Intanto invece altra giornata da zero in Calabria, sentiamo il bollettino. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 88.228 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.175, più 0 rispetto a ieri. Quelle negative sono 86.005. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 6 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 177 guariti, 33 deceduti. A Cosenza 1 in reparto, 2 in isolamento domiciliare, 431 guariti, 34 deceduti. A Reggio Calabria 2 in reparto, 14 in isolamento domiciliare, 254 guariti, 19 deceduti. A Crotone 112 guariti, 6 deceduti. A Vibo Valentia 2 in isolamento domiciliare, 76 guariti, 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1984. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. La sanità adesso, il piano degli ospedali, un copia e incolla, lo definisce così polemicamente il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza Corcione.
Secondo la circolare ministeriale bisogna riorganizzare la rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19. Il commissario Cotticelli ha previsto un incremento di 134 posti letto in terapia intensiva e 123 in semi-intensiva, ma per riorganizzare, riordinare e potenziare le strutture, seguendo le linee guida, bisogna tenere conto, secondo il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza, delle realtà locali. Si interviene con delle modifiche più o meno importanti. Una importantissima, quella di dividere i percorsi per quanto riguarda i pronto soccorsi, quelli che ci devono essere, l'altra appunto di potenziare i posti letto. Ma attenzione, mentre per quanto riguarda le terapie intensive in alcuni casi circoscritti si tratta di un reale aumento di posti letto, per altri di un aumento dei posti letto ma nelle stesse strutture, quindi mi permetto di dubitare o quantomeno di essere estremamente preoccupato circa la messa a norma di una struttura che magari è organizzata per 6 posti e che diventa di 10. Questa cosa mi preoccupa nel momento in cui il riciclo dei gas, se non è fatto adeguatamente, costituisce fonte di infezione e fonte di contagio. Quindi il problema è da vedere nell'attuazione. Raccomandazioni che peraltro le stesse linee guida del Ministero fanno. La realizzazione di questa cosa mi lascia molto perplesso. Ma per quanto riguarda il resto, cioè la semi-intensiva, come dice la linea guida, viene fatto il compitino e viene scritto che vengono riconvertiti a semi-intensiva i posti di medicina o di pneumologia ed alcune volte addirittura anche di gastro e di cardiologia. Cioè non si tratta di un aumento di posti letto, sia ben chiaro, ma di una riconversione in una regione che ha già il più basso tasso per acuti di posti letto. Era il caso proprio di correggere questa cosa e di specificare che per la Calabria non si doveva pensare alla riconversione, ma alla neocostituzione di posti letto di semi-intensiva. Poi Corcioni fa un esempio concreto, puntando l'indice su una delle strutture che presenta carenze davvero allarmanti. In una situazione come lo Ionio, dove hanno il più basso tasso della Calabria, quindi del mondo di posti letto, andiamo a riconvertire altri posti letto invece di aumentarli, questi posti letto di semi-intensivi. È qualche cosa che questo perché? Perché siamo commissariati non in maniera diretta, cioè non con la gestione dei calabresi, di qualcuno. A me non mi interessa di pseudodestra o di pseudosinistra, a me interessa molto che ci sia una responsabilità locale del dato e anche una conoscenza, perché devo immaginare che addirittura manca la conoscenza del dato, cioè che abbiamo un basso numero di posti che più che di convertire, qua abbiamo bisogno di... Ma prima di questo, tutto quello che abbiamo detto, si viene a essere proposto, come dicevo prima, in ospedali desueti, in ospedali antichi, in ospedali non organizzati. Io ho difficoltà a pensare che veramente in tutta la Calabria verrà mai realizzato tutto ciò. Il problema è che qui non abbiamo realizzato quello che c'è già scritto prima. Si conferma l'organizzazione SPOC e HUB, per chi non dovesse capire, l'HUB è l'ospedale centrale più importante, per la provincia di Cosenza ce n'è solo uno che è Cosenza, e gli ospedali SPOC che dovrebbero avere un sacco di discipline. Beh, da quando è stato individuato questo sistema, gli ospedali SPOC non sono SPOC, sono gli vecchi ospedali zonali più o meno depauperati di personale. Cioè non abbiamo ancora costruito gli SPOC a distanza di 10 anni più di commissariamento, perché non abbiamo tutte le divisioni, pensiamo adesso di riconvertire quel poco che c'è. A proposito di ospedali, c'è una buona notizia perché la commissaria dell'ospedale di Cosenza, Giuseppina Panizzoli, ha disposto il ripristino dal prossimo luglio dei locali dell'oncologia pediatrica che ritorneranno nello stato precedente a quello dell'emergenza Covid. Ce ne siamo occupati negli scorsi giorni accogliendo l'appello di una associazione, in particolare la Marco Rendace, che si era occupata, ma non solo la Marco Rendace, di questa vicenda. E la notizia la dà invece il deputato dei 5 Stelle Francesco Sapia della Commissione Sanità, che aggiunge: pertanto i bambini seguiti in quel reparto avranno insieme ai loro familiari gli spazi dedicati di cui disponevano prima, e naturalmente questa vicenda si chiude in modo positivo. E adesso parliamo invece della protesta dei lavoratori delle mense che hanno incontrato il prefetto di Cosenza e hanno chiesto garanzie sul proprio stipendio. Sono poco più di 1 migliaio i lavoratori che operano nel comparto delle mense in provincia di Cosenza
e che, come in altre piazze d'Italia, hanno voluto manifestare per sottolineare un problema atavico reso ancora più esasperato dal lockdown e dall'incertezza sul futuro. Abbiamo illustrato alla dottoressa le motivazioni e le ragioni a sostegno di questa che è una mobilitazione oggi concentrata su Cosenza, ma in verità regionale e a livello nazionale. Abbiamo consegnato i documenti che a livello nazionale abbiamo prodotto come organizzazioni sindacali di confederazione di categoria a sostegno di questi lavoratori delle mense scolastiche, universitarie, aziendali che vivono la condizione di part-time ciclici, quindi che a giugno con la cessazione delle attività per naturale conseguenza automaticamente cessano il loro rapporto di lavoro, ma non hanno i requisiti per accedere alla NASPI, perché in realtà tecnicamente restano in costanza di rapporto di lavoro. Abbiamo consegnato i documenti già inoltrati, ripeto, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro Catalfo, e la dottoressa Tangredi si è resa disponibile e immediatamente pronta a produrre un documento come Prefettura di Cosenza, quindi a livello provinciale, da inoltrare poi alle autorità governative a sostegno della causa di questi lavoratori. Eh sì, perché i lavoratori impegnati nel servizio delle mense, vista l'incertezza che regna anche nel mondo della pubblica istruzione, temono di restare pertanto troppo tempo senza percepire risorse. Le incertezze sono anche sulla ripresa e le modalità di ripresa dell'attività, perché non sappiamo se le mense apriranno contestualmente alla didattica e quindi è chiaro che a questo è legato poi il futuro occupazionale, continua a essere legato il futuro di questi lavoratori anche a settembre. Il sit-in in piazza 11 settembre a Cosenza e poi l'incontro in prefettura, 60 le piazze coinvolte in tutto il territorio nazionale. Ci deve essere per forza una rivisitazione degli ammortizzatori sociali per consentire a queste persone, non parlo solo delle mense, guardate, ci sono anche gli accompagnatori dei disabili per i pulmini, ci sono le persone che lavorano, che portano i bambini a scuola, insomma, oppure che curano anche altre cose, che purtroppo subiscono lo stesso trattamento, nonostante abbiano un contratto a tempo indeterminato. Purtroppo hanno una sospensione concordata, tra parentesi non so concordata con chi, perché noi non abbiamo mai concordato niente di tutto questo, che insomma obbliga le persone a stare a casa nei mesi che vanno da giugno a settembre senza ricevere né retribuzione né contribuzione. Questo è, e noi stiamo cercando proprio di portare l'attenzione, perché mai come oggi il governo può muoversi, cioè per dare veramente le giuste aspettative, quelle che veramente i lavoratori chiedono da tanti anni a questa platea di lavoratori che effettivamente per me mi sembra come figli di un dio minore. Una bella storia da Cosenza, 2 ragazzi argentini hanno trovato una borsa contenente 500 euro e l'hanno consegnata ai carabinieri. Si sono presentati alla stazione dei Carabinieri di Cosenza in centro città consegnando una borsa trovata per strada con all'interno 500 euro, l'intento restituirla al legittimo proprietario. Protagonisti del gesto 2 ragazzi di origine argentina, un ragazzo e una ragazza, da poco in Italia, entrambi disoccupati e in cerca di lavoro che nonostante il bisogno non ci hanno pensato 2 volte e hanno scelto l'onestà consegnando il denaro e la borsa alle forze dell'ordine. Attraverso i documenti i militari hanno contattato la proprietaria, una badante ucraina che aveva perso la borsa contenente la paga mensile. E adesso la nostra rubrica riguardante la borsa, l'altro tipo di borsa. Chiusura negativa per le borse europee. Gli operatori osservano con timore i numeri sui contagi a Tokyo, in Germania e nel Sud America, ma anche in alcuni stati USA come Florida, Arizona e Texas. Preoccupa anche una nuova possibile escalation di tensioni commerciali tra USA ed Europa, con la Casa Bianca pronta ad imporre sanzioni per 3,1 miliardi di dollari sulle esportazioni di alcuni prodotti da Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. L'Unione Europea invece discute su eventuali limitazioni ai viaggiatori americani nel momento in cui verranno riaperte le frontiere tra i continenti. Ad appesantire il clima sono giunte poi le nuove stime del Fondo Monetario Internazionale, che ha tagliato la previsione sul PIL mondiale di quest'anno da meno 3% a meno 4,9% e quella per il 2021 da più 5,8% a più 5,4%.
A Piazza Affari il FTSE termina in ribasso del 3,4%, mediamente in linea con il CAC 40 di Parigi a meno 2,9%, l'Ibex 35 di Madrid a meno 3,2%, il FTSE 100 di Londra a meno 3,1% e il DAX di Francoforte a meno 3,4%. Oltreoceano perdite consistenti anche per il Dow Jones a meno 1%, l'S&P 500 a meno 0,7% e il Nasdaq a meno 0,2%. Sul Forex l'euro-dollaro si deprezza a 1,126, mentre il cambio tra biglietto verde e yen risale a 106,9. Tra le materie prime crollano le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 6% a $42,1 e il WTI a meno 6,3% a $39,9 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si riporta a 170 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,26%. Tornando a Piazza Affari, le vendite investono tutte le big cap e in particolare Tenaris ed Exor a meno 6,2, CNH a meno 5,8, mentre limitano i danni le utilities e soprattutto Italgas a meno 0,8%. Grazie e buon proseguimento di serata! Dati economici negativi, speriamo almeno nelle previsioni del tempo. L'area depressionaria che ha provocato l'instabilità di questi ultimi giorni si sta allontanando verso est e colmando gradualmente. Sulla nostra regione tuttavia continueranno ancora a verificarsi fenomeni di instabilità ma localizzati sui monti nella giornata di mercoledì, in attesa di un più deciso miglioramento per giovedì. Domani cielo sereno o poco nuvoloso, da segnalare solo durante il pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone montuose, sulla Sila potrebbero verificarsi isolati brevi rovesci, comunque non molto significativi, ed un rapido esaurimento nel corso del pomeriggio stesso. Temperature stazionarie nelle medie del periodo. Passiamo a mari e venti, domani mari quasi calmi o poco mossi, venti ovunque deboli di direzione variabile. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.